Ecco, allora le famiglie al 10 giugno 2016 risultavano, questi sono presi dal comune, sono dati del comune, perché risultavano a Cannareggio 8.241 famiglie. Queste 8.241 famiglie, diciamo, la metà era costituita da persone con una sola persona, poi 2.000 con 2 persone, e siamo già a 6.000 rotti, il resto da più 3, 4, 5, ma la maggioranza erano persone sole, 2 insieme, e forse se chissà se un anziano e una badante, che adesso vedremo. Ecco qua, popolazione straniera di Cannareggio era prima. Allora, vedete, gli italiani sono 14.863, gli stranieri 1.132. Le prime 10 nazionalità sono moldavi, ucraini, cinesi, bengali. Quindi ci sono una quantità appunto di probabilmente badanti che vivono in 2, in una casa con un anziano, e poi altre chiaro, molto meno rispetto a Venezia come comune come tale, ma comunque rilevante. E indica che tipo di popolazione c'è, perché qui non ci stanno i pittori francesi, ci stanno le badanti ucraine, no? Che hanno una funzione. Ecco qua. Allora, a un certo punto siamo arrivati a stabilire che nel 2001 censimento Istat, che è l'ultimo fatto, risultavano, e quindi forse risultano ancora grosso modo, 9.668 appartamenti. Allora, abitazioni, perdono. Allora, 9.668 erano nel 2001. Oggi la popolazione è di 8.241 famiglie, quindi vuol dire che ci sono 1 migliaio di famiglie, 1 migliaio e rotti di abitazioni che non sappiamo chi ci sta, lo possiamo immaginare, però sono tante. Ora io qui farei un piccolissimo inciso. Noi abbiamo fatto a un certo punto una riunione per parlare di questo problema, era intervenuto per esempio all'epoca Paolo Stocco, che era il presidente del Coletti, che aveva fatto la prima progetto abitativo per famiglie, no? I famosi 71 unità abitative del Coletti. Lui non è più presidente, ma mi ha raccontato appunto che le domande erano state 700 e rotti di famiglie che avevano chiesto, no? Quindi la gente che vuole vivere qui c'è, la gente che può pagare un affitto, perché non stiamo parlando di affitto, chiaramente 2.000 euro al mese una famiglia media non la può pagare, un insegnante, un impiegato, no? Ma forse 700-800 sì, e darebbe vita a una serie di altre cose. Non necessariamente dobbiamo pensare ad appartamenti da 10 euro, si può rimettere anche in movimento una